tu vedi a tua moglie così, Massimo? No, perché Vitto non è mica sua ancora, capito? Vitto non è mica sua. E che verrà per un negozio, dice, vai da me a trovare. È capace che picchissimo, non può fare che lei si piglia pure femmino. È capace che se ne da su, tanto lo faccio non ora va più tutto per lui. Ma sai? Sì. Allora si allontanò. E tu come fa a allontanare? Se c'è qualche... Massimo, se c'è qualche maniaco, qualche tunisino... Mania che sono, non fa, c'è la testa malata. Ancora mi fanno arrabbiare. Picciotte, che ci sono parole a me meglio, che si pigliò un brezzo sport di te. Come? Parola a tua moglie? Allora, parola a tipo che volesse una India, ma sta per lavare la testa. Che ci dissero? No, è meglio con un rego, parole con bastaci, con ne posso dire. E chi? Sapevo, signora Saib. Assolutamente dei cadi rivedimenti. Dei camere. Capito? Tutte che italiane. Senti. Sì, lo faccio. Allora, signor Alberto, vorrei partecipare nella sua... Ah, se cose ci registra? Cagano sciano, è una bella picciotta. Ma tu innamorato sei? Che pensa, certo che sogno. Allora ogni tanto abbiamo discussione. Siccome i gente dicono che viaggio vi sciarrete sempre, com'è questa storia? Ma che c'è? Tutti i mariti e mogli hanno discussione, non è che la io solo io. Tutto l'anno. È chiesto. Ma perché cosa vi litigate? Ah, così, perché la volta per cattate cose, alla volta soggiornaio per cattare cose, abbiamo discussione per questo. Allora, pensa a quello. Capito? Ma tu non lavori? Morena, signora Saiba, io la ringrazio, un caro saluto a Strano Amore Siciliano, me ne vai perché chissà si arrabbia con me, ne vedremo. A saluto signora Betto, me ne vai signora, poi stiamo da vicino. Mi riuscisse con bene sto pomeriggio? Queste 3:30. A saluto.